Buon pomeriggio da Luigi Falco con l'immagine a cura di Riccardo Carta. Siamo al Fraloce, una bellissima atmosfera, quella che si respira per questa semifinale dei playoff di promozione. Si affrontano il Tortoli e il Coghinas, è una sfida secca che può durare al massimo 120 minuti. Il Tortoli col vantaggio del campo di casa e dei due risultati su tre in virtù del miglior piazzamento in classifica, secondo nel girone A Coghinas, terzo nel girone B, due delle squadre che più abbiamo seguito in questa stagione noi di Directa Sport, che si affrontano oggi per inseguire un sogno che si chiama eccellenza, un sogno che è legato anche al corso della Serie D per quello che è il format dei playoff di promozione. Potremo parlarne al meglio dopo, quando avremo anche i risultati ufficiali dell'ultima giornata di campionato del girone G di Serie D. Intanto però le squadre sono al centro del terreno di gioco. Cominciamo a vedere le formazioni a partire dal Coghinas di Paolo Congiu, che si presenta con Perez tra i pali, poi difesa a 4 composta da Fiorentino, Paganelli, Ligio, Serruio, a centrocampo Tugulu, Virdisè e Criado. In attacco il tridente Mateucci, Radovanovic e Seu. Tortoli che non tradisce invece il suo 3-5-2 con Dumbuya tra i pali. Ci sono poi Forense, Desane e Marcica a comporre il terzetto difensivo. Orru e Contu gli uomini a giocare tutto campo sulle fasce. Pili, Simone Loi e Ferrarese a occupare il centrocampo. Davanti la Coca, Oses e Timpanaro. Queste le scelte di Salvatore Mereu. Il primo tocco sarà proprio dei padroni di casa, in maglia bianca con pantaloncino e calzettoni rossi. In maglia rossa e pantaloncini e calzettoni blu invece gli ospiti del Coghinas. Manca ormai un nulla al fischio d'inizio. Intanto l'arbitro della sfida, Vincenzo Melis, guarda i suoi assistenti che sono Mattia Cordedu e Augusto Giovanni Scanu, che stanno in questo momento controllando le due reti. Adesso sono a posto ufficialmente e allora veramente ci siamo, perché si cominci. Sfida secca quella di oggi. Il Tortoli può vincere o pareggiare, ma pareggiare nei 120 minuti. Il Coghinas è obbligato nei 120 minuti a vincere se vogliono accedere alla finale playoff, che si giocherà contro la vincente dello scontro diretto tra Usinese e Sant'Elena, in diretta in questo momento sempre su Directa Sport, potete andare a vederlo. E adesso si va, è ufficialmente iniziata la sfida con il Tortoli che prova subito ad attaccare con questo lancio lungo. Ruiu se la cava ma non benissimo, perché può continuare a giocare Simone Loi, aiutato poi da Orru che prova a passare in mezzo al traffico, finisce giù ma non c'è alcun contatto irregolare. Orru che si è rialzato, prova a metterla in mezzo, viene chiuso da Ligios. All'attacco da subito il Tortoli, che avrà la prima chance dalla bandierina dopo nemmeno 30 secondi. Con Pili che è già lì, pronto a metterla in mezzo. Arrivano allora le torri. Interessante anche come il Coghinas vada a seguire gli uomini, non c'è nessuno praticamente nell'area piccola. Adesso tutti vicino al dischetto del calcio di rigore. Forense che si allontana dalla copertura di un possibile tocco corto per dare una mano in mezzo. Cross verso il secondo palo, colpo di testa! E subito il Tortoli con Oses vicino al gol del vantaggio. Strappa gli applausi, siamo solo all'inizio, già un brivido però per i neo campioni della Coppa Italia di promozione, in quell'appuntamento con la storia vinto dalla squadra di Paolo Congiu ai rigori contro i Lanusei. Mercoledì diciamo anche hanno strappato un sorriso gli uomini di Congiu al Tortoli. Oggi però le due squadre sono avversarie, tra l'altro Coghinas che deve fare i conti proprio con quelle che possono essere le energie perse in una partita prolungata fino a calci di rigore giocata mercoledì. Per il Tortoli invece la classica settimana di preparazione a questo incontro, con la testa a marci, così ma efficace, guadagna metri il Coghinas. Forense andrà con le mani, vediamo se è dritto verso l'area di rigore, perché per adesso nessuno viene incontro. Potrebbe farlo Tugulu, per adesso no però. Infatti poi sceglie di andare lungo verso Radovanovic, che non è mai una cattiva idea. Radovanovic, grazie alla sua stazza e tra l'altro in buon momento,
3 doppiette nelle ultime 3 partite, gli ultimi 2 gol pesantissimi nella finale contro la Lanusei. Desan in anticipo, poi lascia scorrere Fiorentino. Di nuovo in avanti, questa volta è venuto incontro Matteucci. Cross ribattuto subito, resta lì Koginas. Incontro, si muove Matteucci di nuovo, ma la palla è sempre nel cuore dell'area dove c'è Radovanovic che viene anticipato. Dumbuya deve fare i conti con un quasi autogol, blocca per i 2 tempi, evita anche l'angolo. Adesso lungo Dumbuya, controlla Oses, poi Timpanaro. Lo scarico, Ferrareis vuole allargare da Orru, è un po' lenta questa palla, lui poi l'aspetta, allora dà il tempo a Seu di dare una mano in copertura. Desan la fa girare il Tortolì. Un contropiede fondamentale per le geometrie, lui in mezzo al campo, chiaramente dovrà fare i conti con la marcatura speciale il numero 4, mentre in qualche modo passa Orru, alla fine Perez ci deve mettere le mani, poi va al rinvio immediato, Sbilenko però ha colpito la palla con l'esterno, Seu fa quello che può, non la tiene vicino ai suoi piedi, possesso ancora dei padroni di casa. Incontro potrebbe andare Loi, anche Pili si muove, Orru li sta guardando intorno. Si prepara ora Oses, alla fine lui essere scelto, prova anche a girarsi su Ruiu, prova anche a metterla in mezzo, una sfida tra i 2 fuori quota. Simone Loi 2007, Alessandro Ruiu 2006. Alla fine angolo. Con calma Pele sistema. Partire da giocare tanto anche sui nervi, sulla testa, oltre che col cuore e con il fisico. Cross, c'è stato il fischio però da parte di Melis, ha visto una trattenuta di troppo o comunque qualcosa di irregolare, angolo da ribattere. Infatti Melis sta parlando con i 2 protagonisti di una marcatura tra Ligios e Oses, erano loro 2, adesso arriva all'angolo, di nuovo in quella zona, ha saltato proprio Oses che si è staccato all'ultimo da Ligios, che gli ha concesso alla fine lo stacco, quando però il pallone era troppo alto. Se l'è cavata bene comunque il Koginas stavolta, meglio rispetto al primo angolo, quando Oses sempre di testa per poco non ha trovato il secondo palo. Orru centralmente, Oses di prima, Timpanaro può alzare la testa, lo fa, cambia tutto nella zona di Contu, partecipa alla festa Contu, ancora non se l'ha visto, palla bassa, così questa volta il 18, poi col mancino può sicuramente fare meglio. Poi un altro con i piedi sa fare bene, Matteucci con fallo fermato, fischiato il primo da Melis. Infatti sta spiegando Melis che la palla è laterale perché non ha fischiato fallo sul secondo intervento ma sul primo. Non contentissimo Criado perché così ha dovuto rallentare la ripresa del gioco e c'è già una discussione con Giù in panchina con qualcuno, non ho capito, della panchina del Tortolì, non so se è proprio Mereu, se sia stato uno scambio non proprio allegro tra i 2 allenatori, però è servito, è stato necessario l'intervento di Melis. Ricordiamo c'è anche tra le 2 panchine il commissario di campo oggi, che può visionare dunque tutti gli episodi nell'area delle panchine. Paganelli lungo il più possibile, Seu di prima, buon tocco, arrivano in 2, uno era Radovanovic, Dumbuya
2 metri di Doumbouya che vanno in tuffo e nulla da fare per Radovanovic, che però si era liberato molto bene. Era ottimo anche il tocco di Seu, che ha ammorbidito questo pallone, e Seu poi indicargli come per dire guarda, credo a Radovanovic, o altrimenti non saprei, non penso a Melic per qualche motivo, ma alla fine è tutto fermo per fuorigioco. Si riparte dalla punizione con Radovanovic che è andato a apprezzare, forse non l'aveva capito, invece si riprende con il calcio di punizione per fuorigioco. Però la voglia anche in questi gesti di aggredire la partita da parte di tutti quanti, tutti chiaramente conoscono l'importanza, sentono il peso, hanno la voglia di regalarsi una grande gioia, di regalarla anche ai tifosi. Ha guadagnato metri il Tortolì con Conto. Viene incontro Timpanarov, ha capito tutto. Virdis dare fastidio ancora a lui, poi c'è anche Fiorentino che può andare per il raddoppio, ma il Tortolì gioca su Ferrares, fallo abbastanza evidente. Il fischio di Melis, qua in effetti sembravano esserci gli estremi per un cartellino giallo. Calcio dritto sulle gambe di Ferrares, completamente in ritardo l'intervento. Ha scelto però Melis di non estrarlo il cartellino giallo, era stato Criado a commettere il fallo. Tra l'altro, a proposito di ammonizioni, bisogna ricordare che da adesso i possibili diffidati, comunque tutti i cartellini accumulati in campionato sono stati azzerati, si riparte da zero. Giustamente per venire incontro alle squadre, per far sì che una munizione presa a metà campionato, mentre magari continuiamo dopo perché c'è la punizione con il tentativo largo di Ferrares che ha cercato il tiro. E allora chiudo il discorso dicendo che giustamente una scelta quella dell'LND di tutelare i calciatori, sarebbe stato ingiusto perdere un'eventuale finale per una munizione presa magari a gennaio. Desan addosso a Mateucci, possesso Tortolì. Con calma Contu, ritmo basso fino a qui, poca intensità, anche la consapevolezza che è inutile sfruttare ora troppe energie in una sfida che può essere molto lunga. Ritmo basso che gioca a favore del Coginas, che sulla carta è tra le due la squadra che più potrebbe soffrire la mancanza di forze nel finale. Perez urla calma ai suoi compagni, alla fine però è sempre rimessa verso Radovanovic che si è liberato fallosamente secondo Melis. Vincenzo Melis, arbitro della sezione di Ozieri, due assistenti invece, Cordè e Duescanu, entrambi della sezione di Sassari, mentre Marcic si è preso qualche secondo per allacciarsi la scarpa. E ancora Doumbouya pronto ad andare lungo, male però, troppo largo. Nessuna delle due per ora prova a giocare dal basso, poco palleggio, tanta ricerca immediata degli attaccanti, ma le due difese fino a qui hanno fatto bene il loro lavoro. Con calma anche Fiorentino. Verso Radovanovic, troppo lunga, allora Marcic, Oses cerca l'anticipo, Ferraris la mette avanti, ringrazia Criado che può far ripartire i suoi direttamente da Perez.
rinvio ancora a lungo, più libero Radovanovic, saltato però dal pallone. Marcik ben posizionato, Pili a dargli una mano, Ferrarese già pressato, Contu allunga, Ozes riesce a metterci la testa, arriva Ferrarese, in qualche modo il Tortolì guadagna qualche metro, fin quando Virdis non recupera, gioca per Seu, buono metterla giù con il petto, Mateucci arriva, in aria c'è già Radovanovic, l'idea per lui, col petto Marcik mette in calcio d'angolo e la prima chance dalla bandierina per il Koginas, che arriva al 13° minuto. Il Koginas, il fisico non manca di certo, soprattutto con Radovanovic, ma anche in difesa c'è un gigante, ovvero Augusto Paganelli, ma anche Seu, Ligios, soprattutto Ligios, sanno andare di testa, palla tagliata, allontanata, lui vorrebbe uscire, ha bisogno di un aiuto, Pili in avanti per Contu, arrivo di Fiorentino, determinante questa volta. Il possesso è ancora del Tortolì, ma il Koginas ha il tempo di tornare. Scambiano Contu e Pili, Contu poi vuole tornare ancora più indietro, da Marcik. Timpanaro tra le linee di prima, bella idea per Orru. Lui Ozes in area, Orru deve aspettare un aiuto perché è di spalle. Timpanaro di prima ancora, Pili, Ferrarese. Da una parte all'altra il Tortolì, poi il pallone è messo in mezzo. Attento Paganelli, di testa Marcik a sovrastare Mateucci, la palla torna lì, allora si rinnova il duello. Mateucci l'ultimo a toccare. Ancora possesso Tortolì, che ha provato ad accelerare il ritmo della manovra. Due belli scambi sulla destra con Orru protagonista, però è mancato l'ultimo passaggio, non è stato fatto né un cross né un buon passaggio per uno degli attaccanti. Lui intanto con l'inserimento, visto la palla così, lui prova a lavorare, Orru ci arriva, lotta con Tugulo, la meglio, Ozes ragiona con le finte, lui pressato, si deve liberare dall'attacco di Seu. Pili cambia velocemente verso Contu che mette giù col petto, Ferrarese obbligato anche lui a tornare indietro, scalano bene gli uomini mentre Ozes Perez in due tempi con un secondo di brivido, anche meno. Buonissima l'uscita, ma comincia a ingranare il Tortolì anche con il pallone tra i piedi, proprio quando stavo per elogiare i movimenti difensivi ottimi degli uomini di Konju. Non ottimo invece questo tocco di Marcik, ma non benissimo Criado. Orru, il Tortolì ringrazia e prova a ripartire. Timpanaro, giù un po' troppo velocemente Criado. Contu passa su Mateucci, Pili, ancora movimento di lui, però Pili preferisce allargare da Orru che deve lavorare adesso 1 contro 1. Ruiu tocca per ultimo, resta lì il Tortolì, adesso possono salire anche i saltatori o quantomeno riempire di più l'area dei centrocampisti, anche se nessuno si è mosso più di tanto. Ultimo tocco di Timpanaro, ma non è rimessa dal fondo, è rimessa laterale. Bene per il Koginas che ha il possesso, benino per il Tortolì perché comunque può rimanere in pressione alta, e per questo arriva Radovanovic a dare una mano col petto a lavorare, poi Criado allontana per non rischiare, Seu ci mette la testa e subisce il fallo di Forense. Arbitrano le fischiette. Può così Radovanovic tornare nella sua posizione, sostituito per qualche momento da Virdis là davanti. Un po' lenta questa ripresa del gioco.
Criado direttamente in aria, direttamente per Doumbouya. Soltanto interventi comodi per Doumbouya finora, eccetto quel tuffo con il quale ha anticipato Radovanovic, poi però il gioco era stato fermato per fuorigioco. Ma anche Perez dall'altra parte non è stato poi così impegnato, anche per lui 2 interventi con le mani, ma nessuna parata, ancora nessun vero tiro in porta. Un colpo di testa di José è arrivato nel primo minuto, poi però nient'altro. Tra le due chiaramente il Kuginas, la squadra chi più deve volerlo il gol per obbligo, perché con lo 0-0 passa il Tortolino, occhio però intanto al rischio che ha corso, incredibile rimpallo, Mateucci è ancora lì, alla fine Doumbouya si salva, l'aveva combinata grossa Desan. Mateucci non è riuscito ad approfittarne. La prima grande chance sul rimpallo l'ha avuta Mateucci, l'ha avuta il miglior marcatore della stagione del Kuginas. Per Mateucci sono 24 gol in stagione, 21 in campionato più 3 in Coppa, dietro di lui Radovanovic a 21, 18 in campionato, 3 in Coppa. Per chiudere il tridente poi c'è Seu, che ha fatto 11 gol in campionato, 3 in Coppa, quarto uomo in doppia cifra, 10 gol in campionato invece Lamin Dukar, che per adesso guarda dalla panchina. Tanto proteste per il contrasto. Parla addirittura Pili con la panchina del Kuginas. La sensazione è che il clima si possa surriscaldare anche molto velocemente. Dovrà essere bravo Melis a evitarlo, per una partita che già non sta brillando dal punto di vista dello spettacolo, nelle azioni, nel gioco. Se poi si scadono anche gli animi e comincia a diventare sempre un litigio, una scaramuccia, diventa difficile. Cross intanto per Timpanaro, si abbassa questo pallone, non abbastanza. La seconda chance vera della partita del Tortolì, Maximiliano Timpanaro. Seu, stavolta centrale, apre sempre bene a destra per Mateucci, il solito Mateucci che guarda in area, arriva adesso gli uomini, Mateucci col mancino con deviazione, Doumbouya è attento. Finta di giocare corto. Alla fine andrà come sempre lungo. Per la seconda volta consecutiva rinvio verso la sua sinistra, rinvio che è sembrato più un passaggio per i giocatori nella panchina del Kuginas. Con la testa Seu spizza ma non basta, non bene Forense. Seu allora può riprovarci, meglio per Radovanovic, stavolta è lui largo. Ruju di prima il cross, secondo palo di testa, lavora bene Magic, aveva anche subito il fallo, ma in verità il fischio è per fuorigioco perché l'assistente Scanu, anzi scusate, l'assistente Cordeddo ha alzato la bandierina. Di nuovo da quella parte, 3 volte di fila Doumbouya fuori e forse sarà il caso di cambiare lato. Lungo con le mani. Pili, Contu di prima, la pressione di Fiorentino, si gira bene Ferrarese che però viene fermato senza fallo, poi scivola Mateucci e si porta il pallone fuori.
Incontro Ferrareis, incontro Oses, tanti movimenti, alla fine il prescelto è Oses, anticipato però. Palla lunga poi, troppo. Lavora bene difensivamente il Koginas, che non rende le cose facili al Tortolì, con lo stato di pescare due attaccanti. Molto bravo per questo Timpanaro quando viene incontro e si libera per poter controllare con i piedi, e infatti le azioni più interessanti, più manovrate sono arrivate quando è venuto incontro il 19. Per il Koginas invece sta provando a fare qualcosa di diverso Seu. Quando si porta al centro, quando si muove, lui è l'uomo che viene più incontro e tocca con i piedi, poi lui è bravo anche ad andare di prima. E se trova Mateucci, allora può nascere qualcosa di interessante. Tra l'altro Seu, che adesso ha cambiato fascia, ha cambiato posto con Mateucci, non di certo una novità dentro la partita nelle scelte di Congio, anche per non dare punti di riferimento all'avversario. Si fa sentire Mereu, non so con chi ce l'avesse di preciso, ma sicuramente non era contento. Ruju, Radovanovic, Mateucci, palla bassa in rimessa laterale. Tesan, uno gliel'ha chiamata Doumbouya o non si è fatto sentire. Pronto ad andare dentro l'area Ruju. Radovanovic incontro, superato. Ancora pallone del Koginas. Più incontro Radovanovic, più vicino. Infatti gioca con lo scambio, adesso il cross non male. Secondo palo, Mateucci può rimettere in mezzo per Seu. Pili prima anticipa, poi allontana. E c'è anche fischio, ancora fuori gioco. In calma allora Tesan, che sta dicendo a Doumbouya, voglio fare io. Doumbouya dice no, fai fare a me comunque. Tutti di nuovo lì all'altezza della panchina del Koginas, sembra un déjà vu. È déjà vu che in realtà sono 4 adesso e qualcuno anche rumoreggia sugli spalti. In effetti, se sbagli 4 volte di fila il rinvio, è chiaro che qualcosa la devi cambiare, e se non riesci a cambiare come calci, cambia almeno il lato, non vuoi più centralmente. Oses perde il duello con Tugulu, poi Radovanovic, Mateucci di testa, Seu vuole girarla di prima, il duello con Forense. Tugulu ancora, vorrebbe riuscire a girarsi, non riesce, poi lotta anche lui. Scusatemi, Oses adesso per Ferrareis, lui sempre lì in 2 a terra, succede un po' di tutto. Alla fine Melis dice che il fallo è del Koginas, primo testa a testa, Ferrareis contro Tugulu. Arbitro, da Pasquale vedi. Si lotta veramente tanto su ogni pallone, tanta fame da una parte e dall'altra. Lungo Forense, ci crede Oses, vuole mettersi davanti a Ligios che è obbligato ad andare di testa, e il lavoro di Oses regala un calcio d'angolo al Tortolì. Non la solita, Pili andrà lui a battere, sempre l'idea di un angolo a uscire e tutti sul secondo palo. Vediamo se ancora una volta la palla sul secondo palo, un po' più centrale, c'è già una trattenuta, fallo in attacco e fallo quindi di Oses. Già battuto da Perez, in avanti nella zona di Seu, di testa Orru che è rimasto dietro a coprire. Marcic, Ferrareis,
riesce a farla toccare per ultimo a Seu, esce molto bene da un pressing complicato. Quel possesso ancora del Tortolì. Pili per la race, Oses la lunga con la testa, però poi deve inseguire sul rinvio Urru di prima. Desan non si fida nel controllo. Ruiu, la palla schizza in zona Pili di seconda, non trova conto. Mateucci invece prova ad autolanciarsi, duello con Marcik. Marcik molto bene, resta in piedi, può giocare il pallone, una finta, poi però è un semiregalo col pallone che ancora del Tortolì e con Oses che fa guadagnare metri ai suoi compagni. Ruiu, lancio lungo, Desan stacca da solo e allora indirizza verso Contu che è disturbato ed è l'ultimo a toccare, o comunque non c'è stato un tocco del Koginas. Fiorentino deve aspettare che tutti si posizionino, già la vorrebbe in avanti Radovanovic, stavolta deve aspettare, arriva adesso il pallone sporcato da Marcik ma ancora insidioso. Ferra Reis lo allontana, nuovo duello Criado Tugulu per dare un po' di ordine, poi Loi lotta anche da terra, in avanti il pallone, Radovanovic, forse un tocco di braccio, sì, calcio di punizione. Non si è sentito il fischio, l'ho più capito dal gesto di Melis. Chance Koginas quasi alla mezz'ora, mentre stanno per terminare anche le partite del girone G di Serie D, partite che decreteranno il play-out che interessano nel discorso retrocessioni e spazio in eccellenza a Koginas e Tortolì, oltre che a Usinese e Sant'Elena. Vi ricordo la sfida in diretta sul nostro canale YouTube, quindi se stai in compagnia un telefono può guardare una partita, un telefono l'altra, e così seguite al 100% le emozioni di questi playoff di promozione. Sul pallone Criado Mateucci. In 5 in barriera, da lì non c'è dubbio, o almeno quasi, che Mateucci tirerà. Adesso può farlo, alla fine va Criado basso, Doumbouya si distende e mette in calcio d'angolo. Non bene con i piedi fino a qui, molto bene invece con le mani, portiere del Tortolì. Bel tiro tra l'altro di Criado, che è andato basso dalla parte della barriera. Io non penso l'abbia vista partire Doumbouya, che poi però è stato reattivo. Cross ora in mezzo, Urru ad allontanare. Poi Ferra resi di testa con spinta, con fallo subito. E Fiorentino fa innervosire Timpanaro perché prima di ridare il pallone ha fatto qualche passo indietro. Giovane Fiorentino è 2006, mentre giallo per Fiorentino. È lui il primo ammonito della partita. Dicevo, 2006 ha giocato con furbizia come fanno i giocatori un po' più esperti. Poi non so se proprio per questo gesto o per qualcos'altro si è arrivato il giallo. Infatti Melis continua a parlare con lui, che gli avrà chiesto ma cosa ho fatto. Sta di fatto che lui è il primo ammonito di questa partita. Oses vuole girarsi, Paganelli. Criado, bella uscita del Koginas che non deve complicarsi ora
riesce a mandarla in avanti, ma non trova ancora una volta Radovanovic. Timpanaro di prima, lui gira bene per Orru, anche se obbligato a fare qualche metro indietro. Oses, nuovo duello, stavolta con Ligios, il pallone va in zona Paganelli. Fiorentina, altro lancio lungo, stavolta Radovanovic si di testa, la palla passa, Mateucci, occhio a Mateucci, arriva Contu, Mateucci morbido per Seu, è un po' troppo lungo. Arriva ora Rui a pressare, ma Ru fa il suo lavoro, non portando a casa il possesso del pallone. E il Koginas resta in avanti. Forse da lì Mateucci poteva anche cercare la porta col mancino. Ha scelto l'assist, non riuscito a Seu, però forse da lì uno come lui che ha fatto più di 20 gol in stagione poteva anche scegliere il tiro. Si muove Tugolo, incontra Radovanovic, il pallone è per lui. Sbaglia poi il lavoro, lui manda in avanti, trovando Oses, trattenuto, Moses si gira. Timpanaro perde il pallone, poi lo riacquista e gioca bene stavolta per Contu. Un po' di spazio per il Tortoni, dall'altra parte la vorrebbe lui. Ferrareis, ancora Ferrareis, non c'è spazio, vuole giocarla, regala Mateucci, c'è un po' di spazio là per il Koginas. Dipende tutto da Mateucci che salta il primo uomo. Ancora Mateucci, vuole andare verso il centro, in 4 alla fine su di lui. Conquista la punizione Mateucci. Era difficile scappare via da quella che ormai era una gabbia. Ancora giù Mateucci, tra l'altro. Si rialza ora mentre Perez ha richiamato Ruiu per stare più al centro. Dovreste vederlo adesso stare alle spalle di Timpanaro. Tutti allineati fuori dall'area di rigore. Adesso si allontana Mateucci, non ha ancora fischiato Melis, anche lui allarga le braccia per dire deve giocare. E allora si va col cross che trova la deviazione del Tortolino. Non è angolo, si riparte da Doumbouya. Un calma Doumbouya, ecco adesso hanno cambiato lato. Va al rinvio Doumbouya, stavolta è buono il rinvio, quantomeno dentro il campo. Orru. Vita difficile per lui sulla destra, e Koginas prova ad andare ancora avanti, poi il duello per Radovanovic, non c'è fallo. Virdis guarda la porta, non la trova, non di molto. Ancora Gio Pili che è andato al duello con Radovanovic. Lui si tocca la spalla, ma che da qui in effetti mi è sembrato essere un contatto irregolare. Poi è chiaro che se vai a sbattere con Radovanovic, che insomma non è proprio un grizzino come stazza, puoi anche farti male. Oses, Ligios, lui alla fine a mettere giù. Ferrareis, Contu, Pili già pressato da Seu. Marcic, Pili gira. Vai. Forenza, il tempo per prendere qualche metro, sceglie invece di andare subito avanti. Da Oses, Paganelli gestisce. Sta mancando un po' di intraprendenza. Anche Forense aveva lo spazio per fare 2 passi in più. Poi puoi vedere se un tuo compagno si libera, ti viene incontro magari il centrocampista tecnicamente più bravo, altrimenti alla fine vai con lancio lungo. Però un po' troppo a fretta di andare a questa soluzione che poche volte poi porta il risultato. Vai, occhio! Discorso fatto ora su Forense, ma possiamo
fare un po' per tutti i difensori, sia di sponda Tortolì che di sponda Koginas. Timpanaro in pressione intanto, se la cava il Koginas che va a lungo, spizza Radovanovic, Marcic se la cava, duello poi lui vittorioso su Tugulu. Orru viene verso il centro del campo, lotta Tugulu. Ligios, Paganelli, Ligios, mentre Perez quasi telecomanda i suoi compagni nei movimenti, si sente più lui di Congio. Marcic, Ferrareis, non passa ma subito fallo. Tanto deve stare attento Fiorentino, perché lui è già ammonito e Ferrareis è uno che sa giocare su questi fattori e non è certo la prima volta che proverà a conquistare una punizione proprio ai danni di Fiorentino. Ci vuole ancora un po' per alzarsi per Ferrareis. La botta l'ha presa comunque da dietro. In avanti Doumbouya, anticipo di Criado, giù poi Criado, lui col pallone, vuole aprire per Orru, a memoria, non l'ha trovato. Tugulu, pressione di Orru, l'ultimo tocco e di Tugulu. Non secondo l'assistente Scanu. Da qua però se l'ha visto bene, Orru non ha toccato il pallone. In avanti con le mani Royo. Oses, Ligios con le mani, secondo Melis. Vuole aprire a sinistra Pele, disturbato da Matteucci. È obbligato a ripensarci, ma via anche lui. E alla fine solita soluzione in avanti con Ligios che va bene in anticipo, poi però c'è Pili disturbato da Seu, duello tra due esperti, Seu lo vince, poi però arriva Ferrareis, azione Tortolì, Contu per Timpanaro, incontro 19 per riuscire a toccare il pallone, a sentirlo, fondamentale per un attaccante. Ferrareis, Contu vorrebbe Timpanaro di mezzo, Fiorentino. Vicini alla fine del primo tempo. 41 minuti di gioco, sempre 0-0 qui al Fraloci, poche occasioni, parità assoluta e va detto 0-0 è il risultato giusto purtroppo per lo spettacolo, però è chiaro che la posta in palio è alta, sta prevalendo fino a qui la preoccupazione dell'errore, nel non concedere, più che la voglia di andare a aggredire di forza per il gol, però scivolone di Timpanaro sul più bello, che fosse poi tiro, che fosse poi passaggio, giù da solo Timpanaro sul più bello. Di prima Doumbouya in avanti, non ci arriva Ferrareis, alla fine è rimessa. Nei campi della Serie D non se la passano benissimo le sarde, manca poco alla fine, però l'Ilva perde 4-0 col Trastevere, perde la COS, l'Olbia sta pareggiando con Jevison, però magari
A inizio ripresa, subito prima che inizi il secondo tempo, facciamo insieme un piccolo riepilogo anche per spiegare bene poi come questi risultati incideranno sulle sorti delle 4 pretendenti ad un posto in eccellenza. Ancora giù intanto Ferraris. Poco più di 2 minuti più recupero alla fine del primo tempo, recupero ce ne sarà, almeno 1 minuto, se non 2. Qualche interruzione c'è stata. Di nuovo in piedi alla fine Ferraris. E poi il pallone è restituito. Un fair play a Perez. Può ripartire dal suo portiere il Goginas. Perez vuole andare lungo. Palla in zona Radovanovic. Non può arrivarci, più in là c'è Seu. Lo scarico, cross interessante, ci mette il piede. Aveva messo Marcic, poi Tugulu da Virdis, allarga per Fiorentino. Cross in mezzo, Doumbouya prima, poi Virdis sulla linea Oro. Capitano e protettore del Tortolì, nuovo cross. Palla allontanata stavolta, poi non bene Ruiu che se la ritrova però con fortuna nei piedi. Virdis, Ruiu di prima, la mette in mezzo, non trova Radovanovic, trova il fondo. Il salvataggio di Simone Roux mantiene il risultato sullo 0-0. E Virdis ci penserà per un po' a questa chance. Dato a botta sicura con Doumbouya che era giù dopo l'intervento in uscita. Un Roux allontanato e ha salvato i suoi. Scivolando lungo Doumbouya. Poteva essere sfruttato molto meglio come rinvio dal fondo. Anche un Roux sta dicendo qualcosa da lontano ai suoi. Pili dice calma, usa la testa. Radovanovic, Seu, fa giro Doumbouya e poi l'1-0. È tutto buono il gol di Mateucci. Sul tap-in non sbaglia il numero 10. Ancora una volta molto bene con le mani Doumbouya, ma questa volta c'era Mateucci in agguato e avanti il Goginas sul finale del primo tempo. 30 secondi dopo il recupero, le proteste perché vorrebbero fuori gioco quelli del Tortolì. L'assistente non ha alzato la bandierina e Melis dice: io fuori gioco non ne ho visto, non vedo bandierina alzata, mi fido del mio assistente e quindi dico che gol. Questo un po' per ricostruire quello che può essere il dialogo tra giocatori del Tortolì e arbitro. Avanti il Goginas a fine primo tempo. In questo momento Goginas in finale dei playoff di promozione. 1 minuto di recupero è già passato. Non si è visto però quanto ancora ci sia da giocare. Tortolì però che già vuole mettere in avanti. Palla lunga le Paganelli a trovare ancora Mateucci. Poi Marcic col petto. Timpanaro lavora, vuole girarsi, lo fa bene. C'è un raddoppio trattenuto. Calcio di punizione, secondo giro della partita. Giallo per Criado. No, a chi lo sta dando il giallo? A Ligios. Sua la trattenuta meritevole di cartellino giallo. E chance Tortolì per ripristinare la parità prima della fine del primo tempo. Pili in mezzo, palla che non scorre. E allora non c'è più tempo, si torna negli spogliatoi col Goginas avanti 1-0, proprio sul finale decide Mateucci. A tra poco.
Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao, per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. È solo Ugo, prova il diagonale. Trina di rigore basso da Palermo. Menez! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya! Ancora Dumbuya per la rovesciata! Che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Cekic riapre la partita. Fantasi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Casceiro ha dovuto col portiere Casceiro, il Maddalena in vantaggio, minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi, sua posizione, Pilloni. Si va da Calarco, solo lui la poteva chiudere. A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non vada, una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Il Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Beautis. Di Aramu, Calaresu, la viene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta. E l'1-0 di Giuri Senesi. Poi in prima di rigore Lubumbo. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente ed eccola qua la festa, e vuol dire promozione, vuol dire tornare in Serie A. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare.
Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno.
tryna bring you down, but for real, you might as well give up now. Think you got a chance, but I don't see how. Got a real tight grip when I hold that crown. My life been good and bad and all around. The more things I lost, the more I found. One thing I taught myself to do, no matter the problem, refuse to lose. So, getting up while y'all just snooze. While you make breakfast, man, I'm on the move. I'm the first one in and the last one out. Whoever owns the place gotta drag me out. In me I trust, yeah, I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody in here ready to fight on this night, you better just run for your life. Anch'io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. A Cagliari c'è un luogo dove l'equilibrio tra mente, corpo, lavoro e sport stimola nuove coscienze e un diverso modo di stare insieme. Si chiama Equity Park, è un'oasi verde nel cuore della città, con annessi un apprezzato ristorante, una splendida piscina all'aperto e campi da calcio. Per il mondo dello sport, Equity Park propone pranzi per le società che giocano nel capoluogo e un ottimo supporto logistico per organizzare al meglio la riunione tecnica pre e post gara. Per la tua trasferta sportiva, nel sud della Sardegna, scegli Equity Park per un mondo in equilibrio, un mondo più equity. Di nuovo collegati in diretta dal Fraloci di Tortolì, sta per cominciare il secondo tempo della sfida tra Tortolì e Coghinas, semifinale playoff di promozione. Avanti gli ospiti finora nel finale di primo tempo, Matteucci di Tapin, numeri sulla posizione di partenza di Matteucci, però gol convalidato, Coghinas avanti, che nel finale del primo tempo si era reso pericoloso più volte, alla fine ha finalizzato con Matteucci. Ma ci sono ancora 45 minuti da vivere in questo momento, però gli uomini di Congio sarebbero in finale che in questo momento ancora vale per un posto diretto in eccellenza, visto i risultati dei campi della Serie D, con Cos e Ilva Maddalena che dovranno giocare i play-out ma non contro, e quindi c'è ancora la possibilità di 2 salvezze su 2 per le squadre sarde, che lascerebbero a quel punto quel 16° posto libero per l'eccellenza 25-26, posto che verrà deciso in quel caso proprio dalla vincente, da questi playoff verrà preso la vincente dei playoff. Stiamo per ricominciare, sono tutti in posizione, Melis è pronto a fischiare, si riparte col possesso del Coghinas, che ricordiamo gioca con Perez tra i pali, poi ci sono Ligio, Spaganelli, Fiorentino, Ruiu, Criado, Virdis, Tugulu, Matteucci, Radovanovic e Seu. A disposizione di Congiu invece Carruccio, Olmeto, Burrelli, Ducar, Greco, Pitalis, Melis, Serra e Biasiato. Invece per il Tortolì, Dumbuya tra i pali, poi Forense, Desan, Marcic, Orru, Pili, Loi, Ferrareish, Contu, Oses e Timpanaro a disposizione. Ci sono Marongiu, Marcos Pereira, Cocco, Federico Serra, Vincis, Cioflaz, Emanuele Loi, Rarinca e Acosta. Ricordiamo arbitro della sfida Vincenzo Melis, dalla sezione di Ozieri, dalla sezione di Sassari 2 assistenti Mattia Cordeddu e Augusto Giovanni Scanu. Tortolì che prova ad andare ora a lungo, Tortolì è obbligato a segnare almeno un gol per portare la sfida ai supplementari. Finta di Contu, in possesso Tortolì.
Tortoli che ha cominciato meglio nel primo tempo, un primo tempo non brillante dal punto di vista del gioco, dello spettacolo, ritmo abbastanza blando, le prime occasioni le ha costruite però la squadra di Salvatore Mereu. Nel finale è venuto più fuori il Coghinas, prima con la grandissima chance per Virdis, il salvataggio sulla linea di Simone Orru. Già nel recupero, nel minuto di recupero, che alla fine è stato assegnato Santiago Mateucci, il gol che sta decidendo questa sfida. Simone Loi, Orru, da Loi scambia con Orru, palla ancora per Orru che con l'esterno prova a metterla in mezzo, poi Timpanaro, Perez, primo miracolo della sua partita, questo sì un po' lo è, di riflesso su Timpanaro che aveva messo il piede l'attaccante vero, la palla era anche a fin di palo, Perez salva i suoi, calcio d'angolo Tortoli. Contu stavolta la bandierina, anche cambio nella scelta degli angoli, dunque il primo angolo a rientrare dalla partita del Tortoli. Finora va sempre battuto Pilic, adesso invece nel cuore dell'area, palla tesa, allungata e arriva il pareggio, è già 1-1, pareggio immediato, non poteva cominciare meglio la ripresa il Tortoli con Marcic, è stato lui a metterla dentro. Sulla spizzata poi di piede, tutto facile, tutto il Tortoli si abbraccia, scaccia la palla il Tortoli e la rimette al Coghinas. 2 minuti sono bastati al Tortoli per rimetterla in piedi. Uno dei meno alti della sua squadra, sicuramente il più basso in difesa, ma in area di rigore ci sa fare come. Aveva iniziato la ripresa con gol nel derby contro il Lanusei, anche se in quel caso aveva solo accorciato le distanze. Inizia la ripresa con gol in questa partita, che è molto più importante, e questo gol è molto più importante perché è il gol dell'1-1 ed è il gol che in questo momento permetterebbe quantomeno di mandare avanti e supplementare la partita. Problemi intanto dall'assistente. Non ho capito esattamente cosa sia successo di preciso. Sembra essere tutto risolto comunque. Problemi per l'assistente Cordeddu. Adesso riprende il gioco, 1-1 il punteggio fra Locci, Mateucci con la voglia di riportare avanti subito il suo, allora pallone in mezzo in area verso Seu, in anticipo Forense, poi Orru vuole uscire via, lui non vuole gettarla, lotta, resiste e alla fine il pallone è ancora suo. Timpanaro, Orru, Osses scatta, Orru sceglie di gestire, pressione su Pili, gli chiamano l'uomo anche dagli spalti, di nuovo cambiato l'umore al Fralocci, dopo aver vissuto un intervallo di tensione per come si era chiuso il primo tempo. Osses, Pili guarda la porta, vuole andare morbido invece largo, non trova lui, Osses, lui arriva Orru, la palla per lui, fuori gioco. Adesso fischiato la Melis, Pili ormai aveva già preso la rincorsa per calciare, chiede infatti scusa e vedi quello è uno di quei casi in cui non puoi più fermarti, ormai devi chiudere quel segmento di corsa. Lungo Forense, anticipato da Radovanovic, Marcic credo addosso a Contu, no, addosso a Mateucci. Contu lascia la rimessa a Marcic che vuole andare lungo, lo fa molto molto bene, veramente una rimessa da tre, la scuola calcio questa. Poi fischio di Melis, un fallo del Tortoli.
Criado, sempre lui quando c'è la punizione, stavolta non per battere ma comunque per poter giostrare con Paganelli. Matteucci, fiorentino in sovrapposizione. Criado, Matteucci. Guarda in avanti Paganelli col mancino, palla che arriva Radovanovic, lavora col petto, disturbato Tugulu, lotta, lui finisce giù, non c'è fallo, Ferraris allontana. Timpanaro per metterla giù, rimane sul pallone che è buono per Orru. Osès lavora bene avanti, rimpallo, si lotta in ogni zona del campo adesso. Osès, toccato anche lui, questa volta sì con fallo. Momento anche per vedere le panchine che sono vuote, perché sono tutti in movimento sia da una parte che dall'altra per prepararsi per quando arriverà il momento. Per ora ancora nessun cambio in campo, ancora i 22 che hanno iniziato la sfida. Pili per metterla direttamente in area, cross interessante di testa Orru che ha staccato da solo ma ha colpito male. Gioca corto Perez da Paganelli. Matteucci, come sempre già sale fiorentino. Serve una mano a Virdis che rischia qualcosa sulla pressione di Ferraris. Alla fine Paganelli allontana. Marcic, Virdis, Matteucci. Scarico intelligente verso Paganelli. Sbaglia invece Fiorentino. Ferraris da solo però. Ferraris allora va fino in fondo. Vuole il fallo. Non c'è. Mi dice alzati Melis, rimessa dal fondo. È partito con quell'intenzione Ferraris che infatti non protesta perché dentro di sé sa che non è un contatto come quello a valere un fischio. Bravo Melis, per mia opinione, nella scelta di non fischiare. Poi, per carità, un rischio alla corsa di Goginias, perché quando utilizzi le mani in aria un rischio lo corri sempre, però un rischio calcolato e che ha portato la rimessa dal fondo. Ferraris. Contu ancora in avanti. Non trova nessuno. Palla in avanti, Seu. Poi Forense da solo può controllare e gioca in avanti. Lo scambio Timpanaro-Loi, la chiusura di Criado. Pili da Timpanaro, arriva Orru in corsa. Timpanaro adesso sceglie il 23, la palla troppo lunga. Gli applausi però del pubblico. Momento più del Tortolì. Goginias che deve un po' reggere l'urto. E allora il cambio, il primo della partita. Non si è esattamente capito chi stia uscendo. Credo Ruiu. Esatto, Ruiu fuori. E dentro al suo posto Biasiato che andrà a destra. Fiorentino giocherà a sinistra. E adesso lo vedete, Biasiato che prende posto in campo. Tatticamente non cambia niente, è entrato un terzino al posto di un terzino. Cambia la posizione però con Fiorentino che passa dalla destra alla sinistra. Fiorentino che è uno dei due ammoniti, oltre a lui ammonito Ligios, ricordiamo non esistono diffidati per questi playoff, munizioni azzerate, però chiaramente sono gialli che pesano dentro la partita, soprattutto quando il giallo lo prende un difensore. Orru. Timpanaro esce bene, poi vuole rigiocare avanti da Orru. Palla su, palla giù, ma ce l'ha ancora il Tortolì. Forense da Dezan. C'è Marcic.
Viene vicino Contu, ma la palla viaggia ancora al centro, poi a destra con lancio impossibile per Timpanaro. Fiorentino con le mani. Radovanovic, sovrastato Pili, Seu sopra Forense, senza fallo, Seu ci prova in corsa, Desan resiste e poi fa strike, butta giù un compagno. Colpito Ducar. Ducar così che può scaldarsi e già prepararsi a quando dovrà entrare, se entrerà a fare battaglie in campo. Cioè, chiaramente può riprendere, si alza adesso Ducar, chiaramente non se l'aspettava. Tutto a posto naturalmente per lui. Lui lotta ancora, lui deciso, riesce a ritoccarla, però il possesso del Koginas. Fiorentino evita la rimessa, la manda in avanti dove nessuno può arrivare. È stato bravo a evitare la rimessa nella zona di centrocampo, o meno bravo a scegliere poi di calciare direttamente, però quantomeno se proprio doveva consegnare il pallone al Tortolì gliel'ha consegnato vicino alla sua porta. Rischio di Melis. Possesso Koginas. Anzi, scusate, possesso Tortolì. Vuole andare lungo Forense. E va lungo, tantissimo lungo, fino a Perez. Bloccata la corsa di Oses, lavoro molto facile questa volta per il portiere del Koginas, che si è superato proprio all'inizio della ripresa, in tuffo sul tiro di tap-in di Timpanaro, poi non ha potuto nulla sulla conclusione, praticamente la linea di porta di Marci che balza l'1-1. Orru, cross dove non c'è nessuno, Biasiato non si fida, concede la rimessa. Forse Perez non l'ha avvisato di avere quel tempo di decidere. Il Tortolì resta in avanti. Oses, Ferrareis, controlla benissimo, lotta, scarica per Pili che cerca la porta centrale, Perez blocca, tentativo di Pili. Marcic, Seu con la testa, Forense, Orru, stavolta aspetta che si risistemini su anche dietro, Ferrareis, Contu, va Contu, per la prima volta va in dribbling, secondo dribbling, calcio di punizione, giallo. Ammonito Criado. Da lì siamo lontani per cercare la porta, da lì possono provarci sia un destro con Mancino, dipende che effetto dare, dipenderà anche da come si schiereranno i giocatori del Tortolì che attendono le torri. L'ultima è Forense. Pili e Conto sul pallone, Orru e lui fuori dall'area, anzi Orru adesso va verso l'area, tutti gli altri sono già lì, pronti a saltare. Perez ancora deve sistemare la barriera, adesso l'ha sistemata in due, i più piccoletti, i più alti servono in area. Melis ha fischiato, Pili col giro, Perez la tiene. Non così innocua come palla, perché se avete notato la palla ha rimbalzato proprio prima di arrivare sui guantoni di Perez. In questi casi i portieri rischiano poi la mezza papera. È stato molto bravo il portiere del Koginas. Non c'è fallo dei Pili.
Biasiato dice salite, muovetevi perché io voglio andare avanti con le mani. E allora palla verso Radovanovic, sorvolato. Doumbouya si prende tutto il tempo invece. E adesso con calma andrà a lancio lungo. Timpanaro dice da me. Si va proprio lì. La tocca Timpanaro ma non riesce ad indirizzarla. Poi Ferrareis disturba. E Ferrareis ancora lotta, il pallone è suo. Il Tortolè attacca con Orru. Peli col destro. Pallone fuori. Secondo tiro di Peli. Il primo centrale facile per Perez, il secondo largo che non ha creato problemi, però sta avendo più spazio, sta anche mandando un segnale. Se proprio non posso arrivare con gli attaccanti, allora vado io al tiro. C'è da dire che quest'anno è mancato il bomber al Tortolè, l'uomo che è in grado di segnare tanti gol. L'unico in doppia cifra è stato quest'anno Osès, 11 gol in campionato. Però le nuove generazioni del Tortolè promettono bene, perché settimana la società si è complimentata con il giovane Federico Piscata dei giovanissimi e Davide Gualano degli allievi, entrambi capocannonieri dei rispettivi campionati, e hanno aiutato così il Tortolè a vincerli entrambi. Tanto un altro giovane, lui, da giocare per Orru, che vuole correre verso il centro. L'ultimo tocco è suo, conta poco perché poi il pallone è andato tra le braccia di Perez che rischia, ha colpito in pieno Osès che viene ammonito. Osès dice ma io neanche gli sono andato addosso. In effetti Osès non è andato incontro a Perez, neanche se ne è accorto Osès. Melis si è perso quel piccolo passaggio, ha visto il disturbo ed è andato col cartellino giallo. Osès il primo ammonito del Tortolè. Qualche commento deve essere arrivato anche dalla panchina del Tortolè, infatti poi Melis con lo sguardo almeno si è rivolto alla panchina del Tortolè. Lungo Perez. Seu col petto. Lavora, ha bisogno di un aiuto. Conquista la rimessa. Subito battuta verso Radovanovic che tocca, Marci che allontana, Biasiato, finta, Mancino che è abbastanza angolato, è mancata la forza. Doumbouya ancora una volta ha fatto valere i suoi centimetri, ha bloccato, tiro però insidioso, è mancata quella forza in più per non dare il tempo a Doumbouya di scendere. Fino a qui comunque un'ottima prestazione con le mani Doumbouya. Il tema Doumbouya oggi è benissimo con le mani, malino per non dire altro con i piedi, con 4 rimesse al fondo consecutivamente mandate fuori. Poi sul gol di Mateucci lui non può fare praticamente niente. Al massimo bisognerebbe rivedere chi doveva marcare Mateucci. Ancora pallone da Doumbouya. Quasi 20 minuti di gioco della ripresa. 1-1 al Fralocci. Palla ancora verso Timpanaro che non può arrivarci, creato con la testa. Pili vince rimpallo su Tuglu che si lamenta ma si gioca. Orru. C'è già Osès in area, Timpanaro invece fuori. Ferrareis apre da Contu. In mezzo con deviazione Timpanaro anticipato. Fiorentino salva i suoi, poi Mateucci la spizza per autolanciarsi. Marcic con attenzione da Doumbouya. La testa di Ligias, poi quella di Ferrareis e poi un nuovo Ligias. Mateucci, vediamo se la mette giù, lo fa, disturbato da Peli che tocca. Rimessa Koginas e cambio, il primo del Tortolè. Fuori Ferrareis. Dentro Federico Serra.
il capitano di questa squadra. Una stagione complicata, all'inizio l'infortunio che l'ha tenuto fuori dal campo, poi non è più stato un titolissimo, poi le immagini che vanno verso, portiamo verso un fumogeno lanciato in campo. È allontanato. Forse, ne dico forse però, lanciato dalla tifoseria di Fede Rossoblu, ma Coguinas, non Tortoni. Però intanto il cambio è stato ufficializzato ed è entrato Federico Serra. Palla in mezzo che scivola, può arrivarci Seu, anzi no. E si riprende dal fondo. Dumbuya dice su ai suoi centrali. Marcic si è preso un attimo in più per salire. Timpanaro e Criado, di nuovo quel duello vinto da Criado. Seu va via, ma se la porta fuori. Con le mani Urru. Potrebbe andare da Pili vicino, anche se Seu in quella zona, e Urru decide di andare più lungo che può, trovando però la testa di un avversario, di Criado, il nuovo Criado che controlla, ma controlla per accelerare il recupero del pallone da parte di Fiorentino. Criado in avanti, Pili, poi Serra, il primo tocco della sua partita. Serra, Timpanaro da Contu, disturbo di Mateucci, lo fa fuori così Contu che poi con l'esterno si gira molto bene Timpanaro. Oses, palla per lui un po' corta, Biasiato allontana Marcic. Due belle giocate però nelle finte di Contu e di Timpanaro. Radovanovic mette giù, aspetta che arrivino i compagni, poi la segnalazione di Scanu. Calcio di punizione Coguinas da una zolla interessante, subito ammonito Contu. Calcio di punizione Coguinas con il blocco che si è già formato di 4 sul secondo palo. Arriva ora Radovanovic sul pallone, invece prova Mateucci, Virdis e Criado. Ultimo uomo fiorentino. Biasiato fuori dall'area invece per andare a rimorchio, andare soprattutto sulla ribattuta. Torna indietro anche Criado. Era stato pericoloso 2 volte nel primo tempo, una su punizione. Mateucci sponda in mezzo, alla fine Pili allontana i 2 tempi. Lotta intanto Timpanaro. Fiorentino scarica invece con intelligenza da Perez. Biasiato. Che fischio da parte di Meris. Intanto il cambio. Fuori Oses. Dentro Vincis. Partita di sacrificio quella di Oses. Non ha mai avuto veramente una chance per segnare, se non proprio all'inizio un colpo di testa su calcio d'angolo. Poi fuori Pili, dentro
Acosta, 2 cambi che non cambiano nulla tatticamente, 2 cambi ruolo per ruolo. Chi è uscito? Chi è uscito di noi? Cross in mezzo, colpo di testa da allungare Doumbouya. Vuole andare lungo Doumbouya. Timpanaro. Orru. Vuole l'1-2, Timpanaro però guarda la porta col fisico, senza fallo Togolo che prova a scappare via, non ci riesce. Acosta, azione ancora viva. Ci prova Acosta con Orru, poi palla da lui. Scambio che non si chiude, buona copertura di Criado, poi finisce giù sull'intervento ancora di Tugulu. Rimessa laterale. Vincis a disturbare, a guadagnare il calcio d'angolo per il Tortolì. 28esimo minuto. È pronto ad andare Contu dalla bandierina. Senza Pili sarà lui a battere, immagino, tutti i calci da fermo per gli ogliastrini. Su angolo è arrivato il gol all'1-1. Occhio anche fuori a Serra, pronto ad andare sulla ribattuta. Oh, chissà, magari uno schema. Movimenti in area, cross, Perez con i pugni, quella palla allontanata, Radovanovic deve lavorare, viene anticipato da Orru. Orru vuole calciare, la giocata, forse in fuorigioco Marcik, sì. E se l'ha visto da qui, se l'ha visto. Lui non ci sta, viene a moneta perché ha buttato via il pallone. Ma fiscalità che Vélez ha avuto anche nel primo tempo con Fiorentino, quindi direi giallo che ci sta. Forse Orru invece avrebbe potuto andare un po' col cuore a cercare la porta con un tiro, al posto di aprire, ripeto, su Marcik che almeno da qua si vedeva che era fortemente a rischio fuori gioco. Non può nulla Radovanovic stavolta. Vincis lungolinea, Serra più centrato adesso, va a dare una mano anche lui. Contu si guarda intorno, più lungo che può. Biasiato allontana e trova tra l'altro Mateucci, per il momento a sinistra. Mateucci, va via ancora Mateucci, toccato prima il pallone che la gamba, poi rimpallo. Si tocca la caviglia Mateucci, forse calpestato addirittura, ma il Tortolì corre, non si guarda indietro, lui vuole una mano a destra con Orru. Vincis Timpanaro in area, Acosta, cerca la porta, palla sul fondo, poteva gestirla meglio il Tortolì. Dal basso il Coginas, Paganelli però non vuole correre rischi e va avanti. Contu per Serra, Vincis, tunnel di Contu, poi Paganelli è lì, già sapeva. Radovanovic cambia tutto, belle da per Mateucci, ottimo il controllo, Mancino sul fondo, la toccata Doumbouya, calcio d'angolo. Tutto bello, il cambio di gioco, il controllo e anche il sinistro secco, forte. Doumbouya ha coperto bene il palo. Pronto ad andare alla bandierina ancora Mateucci.
Occhio a Biasiato da solo sul secondo palo per poterla magari rimettere in mezzo. Tutti nel cuore dell'area. La molto lunga di testa Ligio. Seu! Poi palla ancora viva con Virdis. Dall'altra parte Mateucci. Nuovo cross morbido. Vincis, la spinta verso il lato, uomo a terra, credo Ligios per il Koginas. Non se n'è accorto adesso sì Melic e quindi dice fermi tutti. Richiamato subito l'intervento nella panchina del Koginas. Quello dovrebbe essere Giacomo Bigdau, massaggiatore in distinta del Koginas. Ne approfitta per bene Mateucci. Ne approfittano per respirare entrambe le squadre. Più importante per il Koginas. Ancora giù Ligios. Entrato al secondo tempo. Bevono un po' tutti adesso, mentre deve aspettare per andare con le mani Fiorentino, che si ritrova per questa azione nuovamente a destra. Ligios invece è obbligato a uscire fuori per qualche secondo perché è stato soccorso in campo. Momentaneamente in 10 il Koginas, che però attacca. Palla dritta nel cuore dell'area dove c'è Radovanovic, ma c'è anche Doumbouya. Se è vero che Radovanovic è un gigante, lo è anche Doumbouya e Doumbouya può utilizzare anche le mani. Orru prova a sprintare sulla destra, deve però subito frenare. Acosta, il cambio per Contu. Buonissimo il controllo. Serra. Acosta. A sinistra, a destra, quella palla in avanti per Timpanaro che vuole girarsi, palla ancora viva, fino in fondo lui, la mette morbida, non può arrivare a Serra. Tesan di prima, bene per Contu, e controlla, si guarda intorno. Serra, 1-2. Palla di nuovo da Serra che quantomeno vorrebbe evitare la rimessa al fondo, ce la fa. Nel possesso del Koginas. Ancora possesso Koginas. Prima però cambio. Fuori Tugulu. E dentro Pietro Melis. Radovanovic, punto lungo, poi fallo in attacco di Vincis. Triado, Tesi avanti, stava arrivando a sé l'anticipo di Tesan. Timpanaro. Orru. Gira verso Forense che vorrebbe tornare indietro, lo fa direttamente da Doumbouya. E poi lancio lungo. Paganelli. Rischia un po' sulla pressione. Paganelli ha aspettato l'uscita di Perez, che alla fine è arrivato. Serra. Lotta con Virdis, lui dice la sua e trova Orru. Timpanaro in avanti da Vincis, Paganelli d'anticipo, poi palla toccata, si alza il campanile ma può essere buono per chiunque. Lo è per Biasiato che allontana. Poi strano rimpallo del Tortolì e alla fine Melis vede il fallo di mano, calcio di punizione. Vediamo
come sceglie di giocarlo il Coginas, perché siamo lontani dall'area e mi sembra che Virdes voglia giocare corto. Infatti già Criado là fuori la palla e gli viene passata. Si prende tutto il tempo Perez, oltre che tutti i metri, per andare lungo. Di testa e Forenza a toccare. Doumbouya può comunque intervenire con le mani. Bananina. 37esimo minuto. Meno di 9 minuti più recupero. Con questo risultato si andrebbe supplementari. No, facciamo noi. Imparare intanto fuori gioco. Ancora fuori gioco. Altro cambio intanto, ancora cambio del Coginas. C'è una 1, passiamo noi, no? Dentro Greco al posto di Virdes. Terzo cambio del Coginas, tre ne ha fatti anche il Tortoli. Va bene, su. Di nuovo lungo Perez. Radovanovic. Non è facile. Biasiato, lotta tra numeri 20, rimpallo favorisce Acosta, poi ancora Mateucci. Nuovo addosso a Mateucci e poi Acosta alza le braccia, vuole che si faccia sentire anche il pubblico. Comincia a avere più fretta Coginas, che vorrebbe evitare un'altra volta i supplementari come con il Lanusei. Giù Vincis con fallo di Biasiato, arriverà il giallo. Tre difensori su 4 ammonite per il Coginas. Questa non è una bellissima notizia per Conge, che infatti ha abbassato la testa, è seduto in panchina mentre parla con DC sul da farsi. Tanto c'è questa occasione per il Tortoli, un conto sul pallone, ma come vi ho detto in precedenza, senza Pili non c'è più dubbio su chi si prenda il compito di battere i vari calci piazzati. Tutti partono più o meno dalla linea dell'area di rigore, in 5-6 le maglie bianche. Arriva il cross molto lungo, prova a timpanare la trella in vita, non ci riesce. Troppa forza nel mancino di Contu. De Coginas che già gioca. Fiorentino passa la via centrale per Paganelli. Criado sempre in mezzo ai due centrali in fase di impostazione. Mateucci in avanti, anticipato Radovanovic con la testa. Melis insegue. Melis che si è visto poco da quando è entrato. Melis che ha inseguito, forse neanche lui si era accorto che fosse calcio d'angolo. Che Mateucci batterà. Di vicino Biasiato, che vuole andare corto, infatti. Dietro poi ancora di più da Criado che mette il cross, colpo di testa di Paganelli sul fondo. Ha staccato più in alto di tutti, ma nulla da fare. E adesso cambio prima della rimessa al fondo, fuori Timpanaro, dentro Lorenzo Cocco. Cambiata la coppia d'attacco del Tortoli, da Osese Timpanaro a Vincis e Cocco.
Coco che può essere una spina nel fianco con la sua velocità. Con Vincis che andrà più a duellare fisicamente, Coco che avrà il compito di trovare il suo spazio tra le linee. Adesso si può riprendere e non batte Doumbouya, batte Forense. Poi una finta, Seu allarga il braccio per dire una perdita di tempo questa. Però buon rinvio centrale Doumbouya. Biasiato. Direttamente fuori, rimessa Tortolì. Molta calma la ripresa del gioco. Vincis allunga, Biasiato attento, cerca Radovanovic, il duello solito con Desan. Poi il pallone ancora del Tortolì. Stavolta Marci con le mani. Lungo, molto lungo, non arriva fino a Cocco il pallone. Acosta ancora lungo per Cocco, posizione regolare, al volo, Perez gli scappa via, però tutto il tempo per recuperarla con coraggio, con grinta Cocco, per togliere anche tranquillità al portiere del Cogenas. Non aveva nessun compagno da servire. Aggiungiamo questo alla voglia di incidere la partita. È andato di forza col mancino. Ha trovato comunque un attento Perez. Loi. Tocco di Fiorentino, poi Criado. All'indietro da Perez per ritrovare ordine in campo. Lungo Criado verso Radovanovic, col petto, mette giù, passa, poi vuole giocarla in mezzo, Seu toccato da Desan che però secondo Melis ha toccato prima il pallone e dice si gioca. Criado a bloccare la possibilità di partenza del Tortolì. Biasiato, Mateucci nella linea dei difensori, ma uno come lui serve più avanti alla sua squadra. Ancora sulla sinistra il pallone interessante, non ci arriva per poco Melis, Doumbouya la fa sua. Bananine. Rinvio lungo di testa Ligios, ma riceve Serra. Contu, Serra si propone, incontro Cocco, dall'altra parte vince, un cross che va verso la porta, l'ha toccata Perez, calcio d'angolo. E io penso che sarebbe entrato quel pallone. Intanto cambio. Fuori Simone Loi e dentro Rarinka. Una partita in cui ha battagliato Simone Loi, quando in questo momento è terminato il tempo regolamentare, 4 di recupero che iniziano a decorrere da ora, poi per ora sarebbero supplementari. Cross ancora tagliato, sporcato dal Cogenas che può controllare e uscire anche palla al piede con il solito Criado che vuole cambiare tutto verso Radovanovic, una palla troppo lunga. Con i piedi Doumbouya si prende tutto il tempo. Vado a recuperare. Massimo. Contu.
Cocco, Vinci Gennaro, arriva anche Serra che la chiama. Cocco deve andare 1 contro 1, lo scarico per Acosta. Ora il cross sporcato, arrivava Vinci, c'è anche Serra e ci mette la testa. Poi Oga, questo pallonetto, Cocco, malissimo Cocco. Poi di nuovo Ru la rimette con deviazione, altro colpo di testa di Ligios a salvare i suoi. È successo un po' di tutto nell'area di rigore. Cocco si mette le mani nei capelli perché poteva colpire molto meglio. Col cuore Goginas regge adesso, immolandosi con il corpo come può. C'è chiaramente la stanchezza di una partita che però andrebbe avanti. Si prende tutto il tempo Contu per ragionare, per pensare, mentre 2 di recupero già stanno per passare. Cross di nuovo nel cuore, palla viva in area di rigore. Cocco pensa alla rovesciata, poi conclusione al volo di Serra e non trova la porta. Vuole andare lungo Perez, non ha nessuna intenzione di correre rischi vicino alla propria porta, non proprio ora. La testa di Dezan, poi quella di Criado, ancora di testa, diventa quasi calcio tennis, ancora scontro aereo, poi nuovo campanile con Acosta. Di forza Ligios in maniera regolare, poi Orru, passa Orru, non c'è nessuno pronto a correre, Orru vuole andare in mezzo. Anticipato Cocco da Paganelli, si mette in mezzo Melis, Acosta e Forense spazza via, senza pensarci, alla vecchia maniera. Orario arbitro. Mateucci, ultimo minuto di recupero. In avanti la palla per Radovanovic, Dezan lo anticipa. Ancora poi Dezan ad allontanare. Ligios, di nuovo lui di testa. Serra, Rarinka, palla che viaggia a destra da Orru, la mette in avanti, sembra quasi zoppicante Orru, sembra essere molto provato fisicamente. Finta di Orru, adesso il cross, il solito Ligios ad allontanare in questo finale di partita. 20 secondi, poi dovrebbe arrivare il fischio di Melis. Forse questa è l'ultima chance dei 90 minuti. Il Tortolino attacco, il Goginas obbligato a difendere. Palla dritta in aria, ancora lì, Cocco in acrobazia, duello con Perez e Melis dice c'è il tempo per un calcio d'angolo. C'è ancora da giocare. Spiega anche che non c'è alcun contatto irregolare e allora angolo, chiede palla a Contu. Poi ci sono indicazioni di Ligios, Mateucci, gli stanno dicendo servi anche tu in area. Strano che non sia tornato anche Radovanovic, visto il momento, visto l'importanza. Infatti Radovanovic non so se è chiamato o di sua spontanea volontà, ma entra nella dalla mano i suoi. Adesso il cross, palla allontanata e poi non c'è più tempo, la partita va avanti, va ai supplementari, ancora 30 minuti per decretare chi tra Tortoli e Goginas andrà alla finale playoff. A tra poco. Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista.
Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao, per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Il Budoni torna in Serie D. Lancio ancora verso Ugo. E solo Ugo prova il diagonale. Linea di rigore basso da Palermo. Menez! Verso Altolaghire sul secondo palo. Rovesciata di Dumbuya, ancora Dumbuya, poi la rovesciata che la rimette al centro sul secondo palo, dove c'è poi Greco che trova un angolo impossibile. Suggerito per Barresi e il gol da parte di Barresi, il Čekićak riapre la partita. Fantasi, che capolavoro del numero 10, un gol straordinario. Cascero ha tenuto col portiere Cascero. Ilva Maddalena in vantaggio. Minuto 36 del secondo tempo. Esterno Zaidi. Sua posizione Pilloni. Si va da Calarco. Solo lui la poteva chiudere. A dritto in porta di Gennaro, un capolavoro. L'avevamo detto, non va, ma una tripletta sontuosa, clamorosa, quella di Di Gennaro. Comuni guadagna la permanenza in Serie D. Montis che può mettere in mezzo un buon pallone per De Beautis. Di Aramu, Calaresu, la tiene, prova Calaresu. E qua ci prova Macchero! Ci prova Macchero! Tocco corto per la botta in porta. E l'1-0 di Yuri Senesi. Poi in linea di rigore Luvucco. Aloia porta via il pallone, calcia addirittura verso la porta, Aloia! Con il muro vincente. Ed eccola qua, la festa. Di nuovo collegati il Tortolì, riprende posto in campo, lo fa ora anche il Coguinas. Dobbiamo vivere insieme mezz'ora di gioco, mezz'ora di battaglia per conquistare l'accesso alla finale playoff, dove già c'è il Sant'Elena che ha vinto 3-1 in casa dell'Usinese. Squadre che stanno per riprendere nel Tortolì. In campo in questo momento Dumbuya, poi Forense, Desan, Marcic, Contu, Simone Ru, Acosta, Larinca, Serra, Vince Cocco, Coguinas, Perez, Ligio, Spaganelli, Fiorentino, Biasiato, Criado, Greco, Meli, Seu, Radovanovic e Mateucci. 1-1 dopo 90 minuti nel primo tempo, il gol di Mateucci proprio allo scadere e poi proprio all'inizio della ripresa il pareggio firmato Marcic. Con questo risultato in finale ci va il Tortolì, ma Coguinas ha dimostrato di avere la qualità per sia in qualsiasi momento. Forse il Tortolì qualche rimpianto, perché nel finale di partita ha avuto di più le chance per vincere e chiudere già i conti. Però adesso ancora una volta è il campo a decidere, si gioca di nuovo il primo tempo supplementare. Con il primo lancio lungo del Tortolì, è diventato facile da gestire per il Coguinas, che però non gestisce benissimo la sua rimessa, poi lotta, poi rimpallo. Dobbiamo aspettarcela un po' così la partita nei prossimi 30 minuti. Melis non trova Mateucci, che adesso è centrale dentro il campo. Con Melis che si è allargato, questa sembra essere la disposizione voluta da Congiu. Praticamente un 4-2-3-1. Il Tortolì sempre 3-5-2, adesso più 5-3-2 per come è schierata la squadra. La testa di Desan, Greco. Ancora rimpallo, poi Criado, avanti
di nuovo Cocco tiene la posizione su Ligios che lo trattiene, commette fallo. Ligios deve stare attento perché lui è uno degli ammoniti, ammonito lui, ammonito Biasiato e Fiorentino per la sua squadra, ammonito invece Marcic per il Tortolino, almeno degli uomini in campo. Era stato ammonito anche Oses per gli uomini di Salvatore Mereu. Criado, ancora energie per correre, prova ad andare in avanti, centralmente Desan copre, poi Greco la rimette avanti, Radovanovic vuole far valere il fisico, riesce anche a girarsi, toccato forse con fallo, Desan lotta ancora, Melis dice che è tutto buono, Criado, poi mette giù col veto Marcic, sta osservando Radovanovic, sceglie di metterla fuori, anche perché il Tortolì non crea troppi problemi, una perdita di tempo. E allora, siccome il problema lo porta al Coghinas, io dubito che Radovanovic abbia voluto stare giù per più tempo e perdere tempo. Infatti appena se l'è sentita si è subito rialzato il numero 9 del Coghinas. Vincis, rimpallo. Dai, non l'hai vista l'arbitro! La Costa, la Rinca, si muove Cocco, la Rinca vuole andare al centro da Vincis. Non può girarsi, è obbligato ancora a giocare per la Rinca. Poi non benissimo Ru, ma arrivano in due ed è Cocco a mettersi davanti a tutti. Cocco ancora, serie di finte. Cocco vuole passare ancora, Cocco pensa forse al tiro, poi toccato con fallo, calcio di punizione. Una buona posizione, ecco cosa può fare Cocco. Ha insistito. Poi si è allungato anche un po' troppo il pallone, a quel punto ha perso l'occasione per tirare, però ha conquistato la punizione e Cocco dice la voglio battere io. Però nelle gerarchie immagino che Contu abbia la precedenza e Contu gli ha detto guarda lascia stare, questa volta vado ancora io. Sistema il pallone Contu, vediamo quanti in barriera per Perez. Biasiato, Greco, Seu e Fiorentino. 4. Poi sempre Oca, possibili schemi o cross, però la preparazione credo proprio sia quella di un tentativo direttamente in porta. Morbido Contu, l'ha toccata Perez, anzi no, mi era sembrato di sì. Non è angolo, rimessa dal fondo. Cambio intanto. Fuori Seu, dentro il numero 11 Burrelli. Classe 2006, attaccante, un ottimo prospetto. Prospetto che si è fatto valere in Coppa. 7 gol per lui, miglior marcatore della sua squadra. Secondo nella Coppa, dietro Martins dell'Anusei. La testa di Rarenka. Cocco ancora a tenere botta su Ligios. Che duello tra i due. Ancora un fallo, ancora di Ligios. E Ligios deve stare attento però, perché ricordo ancora una volta, lui è ammonito. E nel gioco delle trattenute il rischio è poi quello che prima o poi l'arbitro mostrerà il giallo. Mentre adesso Melis con fretta riprende un membro della panchina del Tortolì per dare il rosso. Espulsione del Tortolì. E io credo abbia proprio sentito qualche frase di troppo. Stretta poi di mano il cartellino rosso. Dovrebbe essere Alberto Marci, essere stato allontanato dal campo, uno dei collaboratori della squadra. Sei minuti già passati del primo tempo supplementare.
Si è giocato veramente poco finora. Melis dice che si recupera. Chiaramente Marci fa anche il suo gioco, fretta non ne ha. Nel gioco del cronometro. Bravo arbitro. Chiaramente è più del Tortore la voglia di lasciarlo scorrere. E allora ancora bisogna aspettare, non lui lascia il campo, c'è quasi però, gli ultimi 10-15 passi, sicuramente non sta correndo. In campo invece si riprende con la punizione per il Tortolì, che adesso può battere. Morbido verso Orru che ci mette la testa, poi anche la Renca. Vincis allontanato per ora dall'area di rigore, riesce a giocare di sponda, la prova anche Orru, non si capisce con Vincis, pallone riconsegnato al Koginas. Radovanovic, poi Melis, passa Melis, bella giocata, poi spezza al centro, Melis, scavetto per Burrelli, Dumbuya blocca e va giù. Tra l'altro Burrelli che ha proprio preso il posto di Seu, giocando come esterno, lui può giocare anche più centrale, lui è un attaccante. Può giocare anche a fianco a Radovanovic, è capitato quest'anno, è capitato anche contro Stintino nell'ultima di campionato. Giù intanto Conco, fallo di Legios, ancora fallo di Legios. Il rumore che sentite, immagine in diretta, è tutto dovuto al fatto che tutti i tifosi stanno ricordando a Melis che Legios è ammonito. Melis però mi sembra chiaro che non voglia diventare il protagonista della partita se non con un fallo pienamente meritevole di giallo, però è anche vero che Legios sta rischiando tanto e Congiu deve trovare una contromisura. Gioca corto Serra. Orru, Burrelli in sacrificio, lui che chiaramente è fresco, deve dare più di quelli che hanno cominciato questa partita. Contro Vincis, Acosta può andare anche dritto nella di rigore se vuole, ma non c'è nessuno posizionato per ricevere. Cocco, ancora Cocco, alla fine non l'ha subito il fallo, ma c'è stato il tocco di Fiorentino e quindi ancora rimessa. Resta lì il Tortolì che fa passare il tempo. Alle teste di mezzo di testa, Marcic è arrivato tutto solo vicino alla doppietta, Perez l'ha bloccata. Koginas che però se l'è perso gravemente perché poteva essere il gol decisivo. Si rimane invece 1-1 e tutto è ancora aperto. Paganelli. Criado, inseguito leggermente prima da Cocco, poi da Vincis, alla fine il pallone in avanti verso Melis, Dumbuya. Protetto da Marcic. Dumbuya con calma. Oddio, così Dumbuya. Era da un po' che non capitava, riemerge quello che è stato un po' il tema della sua partita. Radovanovic, Burrelli, rimpallo, alla fine Serra, esce a sinistra da Contu, già inseguito da Matteucci, preferisce ragionare Contu. Marcic, sinistra, dalla Rinca, non è una brutta idea, arriva a destra Orru, scelto prima Cocco. Sulla linea Cocco vuole subire il fallo, non lo subisce, poi il pallone è uscito e il possesso è del Koginas. Non capisci niente. Legios.
Paganelli. 10° minuto del primo tempo supplementare. Cross in mezzo, palla toccata alla Forense. Sono tutti andati ad attaccare la porta, è mancato l'uomo a rimorchio che in questo caso avrebbe fatto la differenza. Però Koginas che ancora può attaccare, ha più subito che attaccato in questo primo tempo supplementare. Konju alza la voce, non è contento Konju. Criado prova a metterla in mezzo, toccato senza fallo. Cocco aspetta ancora, poi va a difendere il pallone sulla linea. Gioca tanto a perdere tempo anche Cocco, però è anche un po' troppo presto forse, poi va anche in tackle. E adesso pronto l'arrivo un giallo per Cocco. Per chi? Per l'intervento su Fiorentino, gamba tesa, giudicato gioco pericoloso. Perez addirittura fuori dalla sua area di rigore per calmare i suoi. Gioco che riprende ora. Orru. Fallo. Gioco ormai molto spezzettato, molto frammentato. Parete anche nervosa adesso. Vai stronzo! Melis torna da Orru. Melis secondo me è infastidito da qualcosa che gli ha detto Orru. Si gioca intanto. Serra. Contu per Marcic che non passa su Paganelli. Palla ancora del Tortolì. Criado di testa da allontanare, poi Serra, non può calciare. Contu in mezzo, Criado, ancora Criado a schermare, palla però riconsegnata a Orru. Cocco, il duello con Fiorentino, sempre di spalle Cocco, poi prova a sgusciare Vei, aiutato da Vinces, quasi un blocco da basket. 2 addosso alla fine, porta a casa l'angolo. Sempre Contu dalla bandierina. Tutti sul secondo palo per ora. Occhio a chi viene incontro. La palla invece verso Perez, rimpallo. Accosta poi praticamente con un assist al Koginas. Mateucci, spinto che con le braccia la Forense per fermarlo in qualche modo, però parte il Koginas sulla destra. Può essere questa l'occasione. Davanti si è messo a proteggere così. E alza la voce adesso Paganelli per caricare i suoi compagni. Una grande chiusura da parte di Simone Orru. Io vi informo che sulla durata voi in diretta voi vedete 15 minuti e 30, il tempo però sta scorrendo male, in verità siamo a 14 e 10 secondi, quindi ci sono ancora, siamo dentro l'ultimo minuto del primo tempo supplementare, però ci sarà da recuperare e tra poco vi dirò quanto. Rarinka
Ligios salva, allontana, poi si aiuta troppo con le braccia Radovanovic. Un altro fallo del Kogenas in questo primo tempo supplementare. Criscuolo dalla panchina del Tortolì dice calma, io penso in generale a tutti i suoi giocatori. Forse c'è stato anche un giallo, quindi penso per Radovanovic a questo punto. Ancora bisogna aspettare per riprendere. Porru. Altro pallone sporcato, è buono per il Tortolì. In campo una borraccia, una bottiglietta, non l'ho visto bene. Ora il pallone di mezzo all'area, Ligios, Vincis, scivola, ci accosta. Poi Vincis non può dare la cosa perché se no è fuori gioco, deve cavarsela da solo contro due, prova a guadagnare un angolo e invece allontana il Kogenas, che però sta difendendo ormai, non riesce a uscire dalla sua metà campo. Da questo punto di vista ottimo fino a qui il lavoro del Tortolì. Vincis, Marinca, poi si sacrifica Burrelli, ma non c'è più tempo. Dopo 1 minuto e mezzo di recupero, squadre che si fermano per il cambio di campo, poi si va con il secondo supplementare. Vabbè, metti velocemente uno spot. Sono già pronte a riprendere il Koginas, non è di certo. Koginas e Tortolì, siamo ancora 1-1, lo stesso punteggio con cui è terminato la partita in 90 minuti. Il gol che decide la sfida di Mateucci e Marcic. Con questo risultato, lo ricordo ancora una volta, il Tortolì andrebbe alla finale playoff e affronterebbe il Sant'Elena, che oggi ha vinto nei 90 minuti 3-1 in casa dell'Usinese. L'Usinese che ha mancato la sua seconda qualificazione consecutiva alla finale dei playoff di promozione. Il Koginas cerca la prima invece, dopo aver vinto l'appuntamento con la storia, così come era stato chiamato nella Coppa della promozione, vuole vincerne un altro, quello di oggi, però serve un gol agli uomini di Congio. Stiamo per ripartire con gli ultimi 15 minuti, è pronta a fischiare Melis, non ci sono stati cambi rispetto alla fine del primo tempo supplementare e allora si riparte con il Koginas che prova subito ad andare avanti. Un Tortolì che è stato molto bravo negli ultimi 15 minuti a schiacciare il Koginas, quasi obbligarlo a una difesa disperata, manco fosse il Tortolì la squadra a caccia del gol, mentre occhio però lo spazio per Mateucci che cerca Radovanovic, Marcic allontana. Contu,
Acosta, Urru con calma, è chiaro che da adesso lo sguardo al cronometro ci sarà sempre, c'era anche prima. Cocco invece non può raggiungere questo pallone, dalla panchina tutti a far sentire la propria voce. C'è un uomo a terra per il Tortolì, mi sembra Vincis, uno dei subentrati tra l'altro, per quanto sia stato uno dei primi a subentrare. Lui non ha iniziato dal primo minuto questa partita, è entrato al posto di Uses, è entrato per ricoprire lo stesso ruolo non solo di posizionamento in campo ma proprio nei compiti, lottare sulle palle alte, essere a disposizione, zoppicante adesso, più botta credo che qualche crampo. Momentaneamente con l'uomo in meno il Tortolì, il Koginas deve ora avere anche la forza di spingere, di crederci ancora di più. Vincis già vorrebbe entrare chiaramente, aspetta l'ok di Melis che arriva adesso, Marcin intanto col petto, mette giù, lo vorrebbe la rinca, più avanti Vincis appena rientrato, poi morbido per Cocco che è veloce, davanti a Paganelli, Cocco toccato, ha fischiato Melis e sarà rosso, in 10 il Koginas nel finale di partita. Eccolo, Cocco, la velocità, la spina del fianco, quello che voleva Mereu. Fuori Paganelli che doveva in qualche modo fermare Cocco, la disperata, non ha concesso comunque il calcio di rigore. Un tocco leggero quello di Paganelli che è bastato far scendere giù Cocco. A Cocco va benissimo così. Con l'uomo in meno il Koginas, un ostacolo in più, un problema in più in questa partita. Dall'altra parte il Tortolì, la chance su punizione per portarsi avanti e poi gestire da qui alla fine. Già avere l'uomo in più può fare la differenza, trovare il gol quasi, ma solo quasi, blinderebbe l'accesso alla finale. Vedremo chi sarà l'incaricato di battere. Cocco prima è stato allontanato, adesso invece è lui oltre che Marcin. Stavolta Contu ho dovuto lasciarglielo battere. Cocco gli avrà detto no bello mio, stavolta ho guadagnato io questa punizione, con tanto di rosso la voglio battere. E la batte bene perché la mette in porta e 2-1 Tortolì. Quello che serviva per blindare l'accesso alla finale. Lorenzo Cocco diventa il protagonista di questa semifinale. Rosso guadagnato e gol della vittoria, 2-1. C'è ancora da giocare, ma il Tortolì è a un passo dalla finale. 2-1 al Fralocci. Tutta la gioia di Cocco, di tutta la squadra che poi è andata a festeggiare con alcuni dei tifosi più caldi, più giovani anche posizionati lì. Ragazzi tra l'altro lì che lavorano anche al bar, che seguono la squadra in trasferta sempre. Poi c'è Rosso a Cocco. Secondo giallo e rosso forse, non ho visto il primo cartellino, credo, adesso devo cercare di ricostruire, non è facile, credo che possa aver intuito una esultanza provocatoria perché da quella parte ci sono anche i tifosi del Koginas e quindi dice secondo giallo e rosso, però io non ho anche l'ho visto un secondo giallo, però un rosso diretto non ho visto nulla perché ci possa essere un rosso diretto e quindi questa è un po' la mia ricostruzione, però dobbiamo prenderla con le pinze. 10 contro 10, questo è un po' Lorenzo Cocco, eroe e poi però ricomplica la vita ai suoi, che comunque hanno la parità numerica e il gol del vantaggio. Mancano meno di 10 minuti alla fine di 15 minuti del secondo supplementare
ci sarà chiaramente tanto recupero, però il Coginas rivede luce per provarci, per crederci fino alla fine. Avrebbe dovuto farlo lo stesso, adesso almeno gioca a pari numero, però servono 2 gol al Coginas per andare in finale. Radovanovic per trovarne subito uno, palla allontanata dal Tortolì. Criado allontana, possesso Tortolì, il rumore del Fralocci che sente comunque la finale vicina. Poi Acosta invece, intelligente, dice testa ragazzi, che c'è ancora da giocare. Se ne va addirittura Perez ad accelerare le operazioni di battuta della rimessa con le mani, le prova tutte il Tortolì adesso. Il Coginas invece deve anche saper sopportare e poi sfruttare bene il pallone, non deve chiaramente cadere nel tranello psicologico, mentre forse un altro cartellino in arrivo nella panchina del Tortolì. C'è Pini in piedi, Mereu sta dicendo qualcosa non di carino, immagino proprio, non so se a Pili o all'assistente. Io non so cosa sia successo di preciso. Occhio perché ci sono anche altre tensioni in campo con Vincis che poi si allontana, Serra vuole fare un po' da pacere, anche Perez non so quanto pacere, c'era anche lui con Vincis. Allontanato Mereu. E Mereu così rischia di saltare entrambe le eventuali finali, perché ricordiamo che la finale è andata e ritorno con poi possibili rigori oltre che supplementari, come un po' di norma. Poi Mereu il centro non le manda a dire. Adesso panchina sotto il controllo di Criscuolo per il finale. 8 minuti ufficiali di gioco nel secondo supplementare, di gioco veramente poco, però 2 rossi, un gol, anzi 3 rossi, aggiungiamo una Mereu. Per il Tortolì in totale 3 rossi, 2 in panchina, 1 in campo. Succede un po' di tutto. Greco, palla avanti per Burrelli, la chiusura di Orru che torna direttamente da Doumbouya, un altro pallone in campo. Bisogna fermare il gioco per regolamento, Doumbouya dovrebbe buttarlo fuori. Doumbouya vuole solo perdere tempo, no invece bravo, lo butta fuori. Burrelli in corsa per tenerlo in campo, la tocca Orru che poi alza il campanile. Scivola Criado, attenzione Vincis, salva Legios. Vincis allontana Criado, poi Radovanovic, testa Mateucci. Ha bisogno anche delle sue magie il Coginas, palla che c'è, palla che non c'è, Coginas la punizione l'ha già battuta, mentre Mateucci giù, che bella palla questa. Burrelli va verso il mancino ma se la allunga troppo. Ancora giù Mateucci, deve cercare però di rialzarsi perché la squadra ha bisogno di lui. Non ha tempo da perdere il Coginas. Quasi 10 minuti del secondo supplementare, ci sarà chiaramente da recuperare. Palla direttamente a Doumbouya che può tranquillamente lasciarla scorrere sul fondo. I lanci alla disperata del Coginas. Il tempo è veramente poco e servirebbero 2 gol.
Un altro lancio lungo di Doumbouya andato fuori. Possesso Gogenas. Tortoli col solo interesse di controllare gli attaccanti e difendere in questi ultimi minuti. Marci con la testa, deve concedere la rimessa e io penso che sarà una touche dritta nel cuore dell'area di rigore. Serve un gol ora al Gogenas, ci vuole credere fino alla fine. Mateucci cerca di prendersi il fondo, va col cross, calcio d'angolo. Biasiato, lì vicino, Criado. Mateucci stavolta va a partecipare dentro l'area di rigore per provare anche lui a metterci lo zampino. Criado dalla bandierina. Cross teso, colpo di testa ad allontanare di Orru che poi finisce giù, però l'azione è ancora viva, tutto buono. Nuovo cross, sempre sul secondo palo, non può arrivarci Radovanovic, non può arrivarci nessuno. Si sentono le trombe, si sente di tutto. Vuole festeggiare il Tortolì, ma è ancora lunga. Invece è ancora giù Orru. Alzati. Crampi per lui. Arbitro sempre. 12 minuti di gioco. Io credo che siano stati 2 minuti invece quelli di gioco effettivo. Infatti c'è ancora una volta la segnalazione di Melis che farà recuperare, vedremo quanto, perché situazione non complicata, ma credo almeno 3-4 minuti per forza. Lungo Doumbouya, pallone allontanato dal Gogenas, la vuole mettere giù Contu e si libera di Biasiato, giocando poi per Acosta. Rarinka sta dietro adesso Orru perché non ne ha più, deve riuscire a fare giusto quei passi che servono a difendere. Contu per Serra, lascia sfilare Serra, subisce il fallo, è frenato addosso Criado. Cinque di Contu, meno di 2 minuti, poi conosceremo la montare del recupero. Vediamo anche come la batte questa il Tortolì, perché io non vedo nessuno interessato a entrare in area. Vuole solo tenere il possesso palla la squadra di Mereu, che in questo momento, lo ricordo, è ufficialmente in mano a Criscuolo perché Mereu è stato espulso. Vincis vuole difendere palla, ci riesce poco, poi l'ultimo tocco e di Serra, rimessa dal fondo. Ultimo giro d'orologio, poi conosceremo il recupero. Fiorentino spaccato in due il Gogenas che deve essere davanti, neanche con tanti uomini però. Ormai credo che sia quasi tempo di tutti in the box per crederci. Va su anche Eligios. Mateucci invece più in basso a dare un po' di qualità alla regia. Palla bassa in mezzo, allontanata la Forense che è un po' zoppica, è stanco anche lui. Rimessa Tortolì. E fischia. Zoliga. Con tutto il tempo a disposizione Orru. Lungo verso la Rinca e verso Vincis. Riallungata ancora la palla, ma fuori. Gogenas col possesso. In teoria siamo ufficialmente nel tempo di recupero, dovrebbero essere 3 minuti. 3 di speranza, anche se poca per il Gogenas, che adesso sì che va col lancio come può verso i suoi attaccanti, verso Burrelli e Radovanovic, l'aiuto poi di un Mai Domo Gogenas.
Altra palla avanti per Radovanovic, in mezzo morbido, rovesciata di Burrelli che va fuori, che sa quasi di resa, meno di 2,5 alla fine. Serve un miracolo al Coginas adesso. E fischia! E questa se la sogna stanotte Burrelli, perché li devi segnare. Tanto 1 minuto di recupero ormai è andato. Ormai meno di 2 di sofferenza per il Tortolì, che è stato sotto, ha avuto la forza di pareggiare immediatamente all'inizio della ripresa, di portare avanti la partita e poi di colpire all'inizio del secondo supplementare con Cocco, che ha guadagnato un rosso, ha segnato direttamente sul calcio di punizione e poi si è preso il cartellino rosso. Non chiarissima quella dinamica, tanti episodi comunque oggi, partita non facile anche per la terna arbitrale. Mateucci in mezzo, biasiato, non benissimo Marcik, Contu meglio, però il pallone ancora del Coginas e buttarla in mezzo Criado, non c'è tempo da perdere per il Coginas. E poi il pallone allontanato ancora, ma dal Tortolì deve essere possesso Coginas. Fiorentino con le mani, dritto in area, allontana Marcik, Vincis deve quantomeno schermare, Coginas deve rimetterla in mezzo, lo fa adesso con un pallone pericoloso Criado, ma che va oltre la traversa. 30 secondi alla fine e poi sarà festeggiamento per il Tortolì. Io vi ricordo finale d'andata l'11 maggio, finale di ritorno il 18, andrà sorteggiato l'ordine casa trasferta in quella che ormai manca solo l'ufficialità, sarà Tortolì Sant'Elena. Tutto legato poi alla speranza dei risultati sedi. Intanto adesso è finita, il Tortolì continua a inseguire quel sogno che si chiama eccellenza, batte i supplementari il Coginas e va in finale dei playoff dove affronterà il Sant'Elena, vince 2-1, era passata avanti la squadra di Paolo Congi con Mateucci, poi Marcik a inizio ripresa e poi Cocco di punizione nel secondo supplementare. Onora un Coginas che ci ha provato in tutti i modi, alla fine però si è arreso, forse anche il peso di quella finale di Coppa Italia Promozione giocata mercoledì ha fatto comunque storia. La società di Coginas, di Santa Maria Coginas, che ha regalato una coppa alla sua gente, che è stata una delle migliori del suo girone, il 5 di Congiu verso i suoi giocatori, ora verso l'assistente. Termina così la stagione del Coginas. Bello anche il gesto di Pili che sta andando a complimentarsi con gli avversari. Con questo rosso che arriva dai fumogeni si chiude anche la nostra diretta qui dal Fralocci di Tortolì. Io ringrazio chiaramente Riccardo Carta per aver avuto cura delle immagini mentre arriva proprio il fumo dei fumogeni. Ringrazio voi che ci avete seguito su YouTube. Il mio invito sempre a mettere like alla diretta, a iscrivervi al nostro canale, aiutateci ad arrivare a 20.000 iscritti, poi seguiteci anche su Facebook e Instagram per gli aggiornamenti e per le voci dei protagonisti. Grazie davvero, da Luigi Folco è tutto, buona domenica.